gente, stasera abbiamo il ritorno di Napoli-Milan. Il Napoli parte da -1, già è sotto di un gol. Devono recuperare il gol di San Siro. Poca roba, fattibile. Il problema è che non debbono subire troppe reti. Milan non deve segnare troppe reti, per loro è importante vincere 2-0, se no poi diventa 3-1. Ma 1-0 si va ai tempi supplementari, 2-0 passa il Napoli, se no 2-2 si va ai supplementari. Per ora 2-2 non si va ai supplementari, 2-2 passa il Milan. Era un piccolo errore, lo ribadisco perché poi qualcuno mi prende per imbecille che non aspetta altro. 3-1 poi diventa troppo, anche se il Napoli può farli 3 gol, non è che stiamo parlando di micio bao bao. Comunque il Napoli secondo me vincerà 2-0 e finisce tutto lì. Passiamo avanti e passano avanti, vanno in semifinale. Per me va in semifinale Napoli e Real Madrid. Real Madrid è semplice, no? Non ci vuole la palla di vetro. Il Napoli con un po' di attenzione, come sanno giocare loro, può essere pure fattibile per loro, dai. D'altronde se lo meritano, hanno fatto una stagione fenomenale, se stagione si può chiamare, questo campionato che è un pochettino così, vabbè, non cerchiamo scuse. Noi la Juve non è che in campo abbia fatto vedere grandi cose, però l'unico alibi che gli do alla Juventus è che magari mentalmente non puoi giocare sereno con tutti i casini che ci sono dentro casa, ma non è questo il punto è stasera il ritorno di Champions fra Napoli e Milan, ce lo godiamo tutto. Io, essendo del sud, tifo Napoli, ma non per altro. Raga, evviva il sud, forza Napoli. E non me ne vogliono i milanisti, niente di personale. Ok, Napoli e Chelsea passano il turno. Ci vediamo.